L'Associazione Nazionale Genitori Persone Autistiche per la prima volta in Italia si costituirà parte civile nel processo per i maltrattamenti di Barbarano. Il nostro è un messaggio, dicono le famiglie, non si sentano sole. I carabinieri di Padova. Cambiamo argomento e veniamo a occuparci della triste vicenda dei maltrattamenti a uno studente disabile accaduto in una scuola di Barbarano. Per la prima volta in Italia l'Associazione Nazionale Genitori Persone Autistiche ha deciso di costituirsi parte civile. L'Associazione Nazionale di Genitori con Figli Autistici ha deciso di iniziare la sua lotta senza esclusione di colpi contro chi maltratta i bambini autistici. La terribile vicenda accaduta all'interno della scuola media Fabiani di Barbarano Vicentino, che ha visto come vittima un tredicenne, farà infatti da apripista per le battaglie legali dell'associazione, che ha deciso di costituirsi parte civile nel processo penale che si celebrerà il prossimo 15 ottobre a Vicenza con l'avvocato Leonardo Maran. Il risarcimento non sarà chiesto nei confronti della professoressa Maria Pia Pirone e l'operatrice sanitaria Oriana Montesine, che per motivi di procedura non possono essere chiamate in causa, ma sarà rivolta alla terza persona indagata, l'assistente scolastica Luciana Scottà, che peraltro recentemente è tornata al lavoro all'interno della stessa scuola dove tutto è accaduto. Un caso, quello vicentino, che ha lasciato senza parole l'Italia intera. L'Associazione Nazionale è pronta a difendere i diritti dei bambini con autismo, degli adulti con autismo, tutte le volte in cui questi diritti vengono lesi. La vicenda di Barbarano che cosa ha insegnato all'associazione? E credo che la vicenda di Barbarano ci abbia insegnato a perseverare, continuare nella nostra impostazione di volere a tutti i costi degli insegnanti preparati e che possano usare delle tecniche adeguate per poter comunicare con gli allievi autistici che altrimenti non sono in grado di farlo. Carabinieri di Padova hanno chiuso la loro